Prego di ascoltare con attenzione questa domanda che questo maledetto bambino bastardo sta facendo questi ultimi 5 personaggi istituzionali. Intanto grazie per quello che stai facendo per Mestre, grazie per tutto quello che fai per il gazebo, per il combattimento che fai veramente verso una giunta che è una giunta assassina. Ma questo bambino vuole dirti questo, ascoltate bene la domanda per Alessandro Vianello, poi logicamente potrai dire quello che vuoi anche tu. E questo bambino, Paolo, ha sentito che i centri sociali di Mestre Venezia hanno assaltato palazzi con appartamenti vuoti per impossessarsi degli stessi e per abitarci abusivamente. Secondo te è giusto tutto ciò, visto che io vivo in una casa abbandonata e quando ho assaltato il portavalori della mia banca perché non ho più soldi in tasca per colpa delle tasse volevano arrestarmi? Grazie a te Paolo, un saluto a tutti i presenti. È un argomento caldo quello che mi proponi, perché proprio questa mattina mi ha chiamato un giornalista, in quanto ieri, nel tardo pomeriggio, in centro a Mestre, i profughi, ospiti di una casa di ospitalità per profughi, si sono ribellati. Perché vi domanderete voi? Gli mancava l'acqua? Non avevano da mangiare? No, perché non avevano un bagno in camera, ne avevano solo uno per piano e hanno fatto una ribellione. Allora mi hanno chiamato e ovviamente ho lasciato la mia intervista. Questi sono i soggetti che noi andiamo ad aiutare, che il Comune di Venezia è propenso ad aiutare. L'altro giorno abbiamo visto di fronte al municipio che c'è stata una guerriglia, i vigili sono finiti addirittura in ospedale, perché i centri sociali sotto la sigla dell'associazione Assemblea Sociale per la Casa pretendevano di occupare il comune per chiedere un tavolo di confronto con il commissario per legittimare le occupazioni che avevano già fatto, cioè cose allucinanti che non sono proprio neanche contemplabili in una democrazia. Ci sono delle graduatorie, queste graduatorie vengono fatte secondo dei punteggi che tra l'altro nel Comune di Venezia dovranno assolutamente essere visti, perché come sappiamo 4 punti vengono dati agli extracomunitari solo perché sono extracomunitari e questo in futuro non deve più accadere. E c'è una graduatoria, questa graduatoria deve andare a scorrimento, come è giusto che sia, perché se qualcuno occupa un immobile vuoto, non solo fa un reato, non solo fa una cosa che è spregevole e contro la legge, ma fa una cosa socialmente inaccettabile, perché c'è qualcuno che è rispettoso della legge, rispettoso dei regolamenti, rimane ad attendere il suo posto in graduatorio. Quindi quello che va fatto è non solo limitare, obbligare quindi coloro che hanno occupato ad andarsene fuori, ma far sì che questi perdono per sempre il diritto a una casa, in modo tale che si vada a disincentivare in modo permanente l'occupazione degli immobili comunali, perché è inammissibile che ci siano soggetti così che possono appunto prevaricare il prossimo. Tra l'altro abbiamo visto che qualche settimana fa, forse la settimana scorsa se non erro, una famiglia di nomadi ha occupato la casa di una signora che era andata purtroppo in ospedale perché si era rotta il femore. E i vigili sono arrivati e hanno trovato la signora che tranquillamente si fumava la sigaretta con i bambini che scorazzavano in casa. Fortunatamente nel Comune di Venezia non c'è più la giunta di centro-sinistra, perché sicuramente in una condizione del genere quella signora avrebbe ottenuto una casa comunale, in barba a tutti quelli che sono in attesa in modo regolare. Per fortuna il commissario non ha ceduto, i vigili sono riusciti a farla uscire, però questa è la situazione che ci troviamo in una città amministrata a centro-sinistra, una città purtroppo soggetta alle leggi italiane, perché è vero che il centro-sinistra governa malissimo, ma è altrettanto vero che siamo in uno Stato incivile, uno Stato che ha delle leggi che non vengono applicate e quelle che ci sono comunque sono leggi poco applicabili, ingiuste, uno Stato centralista che va assolutamente rivisto, e noi non vogliamo rivederlo questo Stato con indipendenza, che è l'unica soluzione ad ogni nostro problema, in primis quello della crisi, e in secondo luogo questo appunto dell'immigrazione e del problema insomma di chi vuole prevaricare le leggi, e poi anche per la tutela del territorio, perché, e poi chiudo, vado un po' fuori tema, però abbiamo sentito prima l'assessore Gianni che parlava delle trivellazioni. Roma per l'ennesima volta ha prevaricato il Veneto e con lo sblocca Italia cosa ha fatto? Ha autorizzato per pochi milioni di euro la trivellazione dell'Adriatico. Cosa vuol dire per il Veneto? Vuol dire che possiamo rischiare che le nostre coste sprofondino.
Quindi economia distrutta, ma soprattutto la città più bella del mondo, invidiata da tutti, potrebbe finire sott'acqua, cosa allucinante, ma la Roma non gliene frega niente, allora basta solo incassare, ci hanno spremuto fino all'osso, oggi siamo in crisi, purtroppo, anche se comunque il nostro PIL comunque regge, siamo in crisi perché le società stanno emigrando all'estero, sanno che possono spremere ancora poco perché tra un po' schiattiamo anche noi e quindi vanno a sfruttare anche il nostro territorio. Se noi non otteniamo in breve tempo l'indipendenza, noi siamo morti. Tecnicamente l'Italia è già morta, economicamente parlando, se non riusciamo a breve termine noi finiremo nel baratro insieme all'Italia. Indipendenza subito, questa è l'unica alternativa. Grazie a tutti e buona serata.